La nostra regione per le Olimpiadi di Milano Cortina e le Paralimpiadi invernali si sta preparando ad ospitare migliaia di atleti pronti a contendersi un posto nel podio, ma il 2026 sarà anche un'occasione destinata a fare cultura inclusiva oltre che sport inclusivo, che può e deve lasciare un'eredità al territorio e alla comunità che la ospita. Come il nuovo centro in Cavanis presentato dalla Regione Veneto e dal Comitato Italiano Paralimpico, la cui realizzazione diventerà realtà a Possagno. Oltre ad ospitare l'allenamento dei team internazionali, in Cavanis diventerà in primis un centro unico nel suo genere, dove riabilitazione, sport, attività motoria adattata, educazione artistica e musicale andranno a fondersi in un innovativo modello di presa in carico multidisciplinare dedicato alle persone con disabilità. Il progetto si attuerà con il coinvolgimento dell'INAIL nazionale e l'accesso ai fondi europei e diventerà punto di riferimento nazionale. Visto che c'è il sogno di poterlo realizzare entro il 2026, il valore di riuscire a dimostrare con intelligenza che si può sfruttare un grande evento sportivo come quello olimpico e paralimpico per lasciare qualcosa in termini di legacy importante. Un valore dal punto di vista sportivo perché si immagina di poter che questo centro possa rappresentare non soltanto una risposta sotto il profilo sociale ma anche sportivo in termini di avviamento alle attività fisico-motorie sportive di tanti ragazzi disabili. Un valore politico perché dimostra a mio modo di vedere come una volta che si sa far squadra, mondo dell'imprenditoria, della cultura, dello sport e della politica, si possono avere ogni tanto anche delle buone idee. Il presidente Zaia nell'occasione ha ribadito la volontà di usufruire del velodromo di Spresiano per il pattinaggio su ghiaccio delle Olimpiadi, che con poche spese potrebbe divenire il centro di ghiaccio più grande d'Italia.